Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Siamo con Christian Provvisionato a casa sua, tra le colline del Vercellese. Buongiorno Christian, innanzitutto. Ciao Giulio, è un piacere rincontrarsi dopo tanto tempo. Ecco, si tratta di un reincontro proprio perché tanti anni fa noi raccontammo la sua storia, la storia di Christian, che adesso ripercorreremo brevemente, ma soprattutto perché 10 anni fa esatti, tra pochi mesi, tra poche settimane, iniziava questa storia che tanto ha da dirci anche su quello che è lo stato di salute del nostro paese, a nostro giudizio, sia mio che di Christian, che questa storia l'ha vissuta e l'ha digerita e ci può raccontare adesso che cosa è rimasto dalla sua vicenda. Qual è la sua vicenda? La sua vicenda inizia nell'agosto, sotto Ferragosto del 2015. Sì. Quando riceve un'offerta di lavoro, Christian, lavoravi anche all'epoca nel settore sicurezza, guardie del corpo, Sì. eccetera, no? Tu ricevi un'offerta di lavoro da una delle società principali che a Milano operano nel settore sicurezza, no? Ci vuoi dire tu come inizia questa vicenda? Io anticipo subito che si tratta di una vicenda che dura per quasi 2 anni nella sua fase più drammatica. Cioè tu rimani prigioniero per 2 anni, Sì. e ci spiegherai poi perché e per come. 21 mesi. In Mauritania, quasi per 2 anni, insomma 21 Sì. mesi, dall'agosto del 15 fino alla tarda primavera del 17. Al 12 maggio. Ecco, del 17. Del 2017, sì. Come inizia questa storia? Inizia che... Prigioniero in Mauritania. Sì, allora io avevo trovato lavoro tramite una conoscenza, una terza persona, amica di mio fratello che lavorava già da anni nel settore. E dopo aver fatto un corso di close protection in Inghilterra, faccio questo colloquio di lavoro con questa società di Milano che si occupava di sicurezza e investigazioni, società importante, riconosciuta, sì. E al che faccio vari servizi da aprile fino a maggio, al che dopo ad agosto, quando mi trovavo in vacanza con la mia ex compagna, ricevo una chiamata dal figlio del titolare, il quale mi dice che aveva un lavoro in Mauritania urgente, se ero disponibile ad andare, e al che chiesi di che lavoro si trattava. Il signore in questione mi disse che si trattava solo di andare giù in Mauritania, di dare il cambio a un italiano che era già presente sul luogo e di accompagnare un tecnico informatico a una riunione, a un meeting col governo mauritano per esporre dei prodotti di cybersicurezza. Da lì inizia l'avventura. Come si sviluppano gli eventi? Si sviluppano che io vado, praticamente aspetto diversi giorni prima di avere semaforo verde dalla società, e alla fine mi pagano i biglietti per andare giù in Mauritania. Arrivo in Mauritania e vengo accolto all'aeroporto da quest'altro italiano, non so se possiamo fare i nomi, che era il signor Raitano, Leonida Raitano. L'avevamo anche cercato all'epoca. Sì, professore informatico e quant'altro, il quale mi accoglie con altri personaggi governativi. Arrivo a tarda notte, da lì passiamo... Governativi del luogo, mauritani. Sì, mauritani, assolutamente.
Da lì passiamo diversi giorni in un appartamento nella capitale. Io, per quello che sapevo, avrei dovuto solo introdurre la società in questo, con un briefing nel meeting. Tu in quel momento non hai sospetti di nessun genere? Assolutamente no. L'altro italiano mi dice che al momento nessuno si è visto, che lui doveva rientrare per i suoi motivi personali e che quindi non poteva aspettare ancora altri giorni. Che se diceva, sembrava che la situazione era un po', nel senso, non si vedeva nessuno, cose così. Al che io poi accompagno questo italiano all'aeroporto, lui rientra, gli ridanno il passaporto, anche perché c'è da specificare che appena arrivato mi viene tolto il passaporto. Questo mi era già stato detto comunque dal mio anticipato, perché mi era stato detto che è una prassi. Era una prassi lì in Mauritania per chi va lì per business, per lavoro, e quindi mi fidai ciecamente di chi mi mandava, di chi mi aveva mandato lì, visto che erano anche ex appartenenti alle forze dell'ordine, quindi niente, l'altro italiano rientra. Ex appartenenti alle forze dell'ordine, i titolari della il titolare in questione è un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri. Niente, l'altro italiano rientra, io rimango senza passaporto. Ti saluta cordialmente. Mi dice studiati questa cosa qua, perché io era una presentazione, perché non era la mia materia. Certamente non è il tuo lavoro. No, assolutamente no, infatti lo dissi ma io guarda che al titolare, al figlio del titolare, non era il mio settore, mi fa no, ma non ti preoccupare, devi giusto dire tre cose. Questo professore se ne deve tornare in Italia. Sì, abbiamo un'urgenza, perché è agosto, non ho nessuno che parla inglese, quindi se mi fai il favore di andare giù te. Accettai. Una volta lì, dopo una settimana inizio ad avere qualche dubbio, inizia a insinuarsi. Il tempo era già partito? Sì, l'altro italiano era già partito, quindi i giorni passano, io rimango in questo appartamento. In attesa, c'era una data per la presentazione? Ogni giorno chiedevo al mio referente in Italia, ma mi diceva stiamo aspettando questa persona del governo mauritano, sembra sparita, non si fa sentire, attendiamo. Al che quando è che hai cominciato a capire che la cosa non quadrava? Dopo 5-6 giorni ho iniziato a dubitare anche tutte le cose, al che inizio a dubitare quando poi dopo una settimana poi dico al mio referente allora cosa facciamo qua, e mi dice tutto d'un tratto devi andare al consolato italiano. Il tuo referente chi è? Davide Castro, il figlio del titolare. Mi dice tutto d'un tratto devi andare al consolato italiano noi possiamo nominarla questa società? Sì, Vigilar Group, anche se questa è cronaca, diciamo. È cronaca. Sono fatti che si sono succeduti. Possiamo anche dire che il figlio del titolare aveva fondato poi una compagnia a Barcellona che si chiamava un'altra società. Era un'altra società che sarebbe stato il ramo di Vigilar, che si sarebbe dovuto occupare di questi cyber prodotti di sicurezza. Di sicurezza. Software. Di software. Sì. Quindi io quando ricevo poi una mail dal referente, che è il figlio, mi dice di andare giù, ma io comunque il dominio di quella mail arriva da Vigilar Group, e non specifica mai che io comunque sarei andato giù pagato dall'altra società appena aperta,
che poi verrà Quella chiusa spagnola. in spagnola, Mm, che era la V-Mind, sì, dove V stava per Vigilar, sì. che verrà chiusa appena verrò messo in arresto in Mauritania. Quindi diciamo queste rassicurazioni non ti rassicurano a quel punto più di tanto. Beh, a un certo punto, quando mi sento dire vai al consolato italiano a chiedere di avere un documento per rientrare in Italia, gli chiedo Perché nel come, frattempo la come presentazione ancora non c'era stata, non no? c'era stata e nessuno si Però quelli che ti dicono, palesava. quelli che ti avevano detto, i titolari della società, stai tranquillo, ti dicono a un certo punto, vai al consolato, prendi i documenti Sì, e scappa. Più o meno. più o meno era Mm. quella, infatti anche dico che bisogno c'è che io vada al consolato, cioè perché non posso riavere il mio passaporto. Voglio dire, anche se il meeting salta, Mm. o cosa, perché io non posso riavere, e da lì un sacco di palle. Mhm. No, perché stiamo perdendo un sacco di soldi, è possibile che la controparte mauritana sia stata fatta fuori, Controparte che è il governo, ma che sei poi è il istituzioni governo, sì, mauritane. sì, Stiamo però parlando di mm, rapporti fra società mm, private. È una società privata una società italiana, privata in questo italiana caso, che vende del collegata, software sì, al governo mauritano. collegata con un'altra società che era tedesca, che era Sì. la Wolf Intelligence, perché io ricevetti la consegna di andare giù a rappresentare comunque Wolf Intelligence, e Vigilar, questa V-Mind aveva il compito comunque di gestire gli affari in Africa e nel Middle East, perché il titolare della Wolf Intelligence era un indiano Sì. e che non era molto pratico nel gestire gli affari. Quindi diciamo la V-Mind Vigilar italiana agisce come ramo di impresa della Sì, società della Wolf tedesca, della Wolf, Intelligence. il cui titolare è un indiano. È un indiano. Bene, tu a questo punto metti insieme le cose e dici cosa succede? Cosa succede? Quanti giorni sono Perché passati da quando tu sei arrivato e ti dicono vai al consolato, prendi i documenti e scappa? quasi 8-9 8-9 giorni. giorni. Sì. E poi? Perché provo ad andare al consolato comunque per Mm. capire cosa E fin lì tu succede. sei libero di muoverti, Sono libero più di o meno. muovermi, più o meno, sì, posso Sì, uscire. esci, vai al consolato. Anche se allora, la prima volta che vado al consolato non trovo nessuno, Mhm. inizio comunque a dubitare di chi mi ha mandato là, perché mi continua a dire cose abbastanza, diciamo, anche stupide da poter credere, e quindi cerco di capire cosa sta succedendo lì. Succede che la seconda volta che ritorno al consolato, trovo una persona che mi dice che comunque non c'è nessuno, il console non c'è, gli italiani non ce ne sono che lavorano lì, quindi rientro all'appartamento, e lì succede che c'era un telefono lasciato da il Raitano, che non era suo, era stato dato dal governo mauritano, e inizia a squillare. Ah, Quel telefono non aveva mai squillato fino ad allora, e rispondo, e parlo con un uomo che si identifica come Ahmed Ba e mi chiede se può passare dall'appartamento, che gli dico di sì, non a sapendo quel comunque punto. chi fosse. E dopo 5 minuti si palesa alla porta Questo presunto Ahmed Ba. Ahmed Ba, e si presenta come funzionario del governo, poi vengo a sapere che era il braccio destro del presidente Della mauritano. Mauritania. Il che mi chiede se c'era qualche problema, visto che ero stato al consolato. Questo per dire che ero comunque Controllato. sorvegliato, controllato, seguito. Lì capisco che anche chiedo a lui di Di spiegarti. chiarirmi la situazione. Lui mi chiede chi sono, cosa faccio lì, io provo a dirgli la verità. Sì. Sono stato mandato lì per
presenziare a un meeting e accompagnare questo tecnico indiano o il titolare della Wolf Intelligence, non la prende bene perché mi dice: tu stai mentendo, qua non c'è nessun meeting, qua mi devono dare il prodotto che abbiamo già pagato, quindi o mi ridanno i soldi indietro o mi danno il prodotto, punto. Al che inizio a spaventarmi parecchio perché insomma la Mauritania non è il paese più democratico, diciamo, e sei anche lontano da casa. Quindi cerco ancora di spiegare che comunque io non c'entro niente e che sono stato mandato lì a questo punto con l'inganno, perché quando scopro che ti dicono qua non c'è nessun meeting, allora inizi a fare 2 più 2. Beh, lì ti sarà crollato un po' la terra sotto i piedi. Sì, perché ho iniziato veramente a spaventarmi, anche perché lì c'era un governo. Oltretutto, diciamo, da parte di uno che ti guarda in maniera ostile. Sì, non era molto amichevole, anche perché da quello che poi si viene a sapere, il governo mauritano aspettava questo prodotto da parecchio tempo e non era costato poco, perché Questo però lo scoprirai dopo. assolutamente dopo, cioè a quel punto lì. Nel frattempo, dopo questo colloquio Nel con frattempo Ahmed comunque Ba, lì a un cioè certo con una esponente del governo un esponente, locale mauritano. uno importante poi, perché lì fortunatamente mi viene l'idea, comunque prendo il mio telefono, chiamo chi mi ha mandato lì, che è Davide Castro, lo faccio parlare con questo Ahmed Ba. E cosa si dicono? Lì Davide Castro continua a dire ad Ahmed Ba che è stato un fraintendimento, che metteranno tutto a posto, che è solo questione di alcuni giorni, ma che arriveranno alla soluzione, che comunque è tutto a posto. Cosa che poi mi ripete anche a me in privato, che gli dico: tu mi hai mandato qua per un meeting, poi dopo che Ahmed va via, parlo con col referente e gli dico, chiedo spiegazioni. Mi fa: ah no, ma non ti preoccupare, inizia a dire che non è colpa della Wolf Intelligence e dell'indiano, sono i mauritani che stanno cercando di fregare e di far saltare l'affare perché vogliono soldi extra, insomma. Beh, certo, tutte cose che tu non conoscevi Che per non c'era niente niente, e sì, non eri stato messo al corrente di eventuali distinguo. Tu assolutamente, te ne vai lì pulito e semplice. assolutamente. Infatti il E le problema, cose le scopri quando già sei nei guai. assolutamente sì, Questo è il punto. anche Cioè, nessuno ti perché ha detto: guarda che c'è un contenzioso, questi vogliono di più, non assolutamente rispettano i no, patti. Perché altrimenti uno magari dice: forse non ci vado. anche assolutamente. C'è la mail che lo prova, che fortunatamente sono riuscito a salvare sul dispositivo che avevo, perché poi il mio account delle mail verrà cancellato e fatto sparire da chi non si sa, e fortunatamente quella mail è rimasta nel tablet che avevo in Mauritania, che non mi era stato sequestrato perché non l'avevano trovato, e infatti lì c'è la prova che io sono andato giù Sì. con l'inganno a questo punto. Beh, insomma, alla fine una conferma di fatto te la dà anche il referente, questo Castro, no? Il quale Sì, ti dice: però sono sorti dei problemi, sì, che però nessuno ti aveva illustrato prima. assolutamente no. Quindi tu ti ritrovi là, senza passaporto, non hai il consolato perché non c'è Senza nessuno, soldi, senza senza soldi, senza passaporto, passaporto, con dei problemi che non ti immaginavi neanche sì. lontanamente che ci potessero essere, no? E Pro- dopo questo colloquio, diciamo, fra Ahmed Ba e il titolare, il referente della società che t'ha mandato lì, cosa succede? Succede, passano altri 5-6 giorni Tu dove sei ancora sorvegliato, tra virgolette, mi speciale? mi viene detto da Ahmed Ba di non andare più al consolato, Ah, se no avrei avuto problemi, per qualsiasi vieni cosa. intimidito, diciamo, di Sì, fatto. sì, mi disse chiaramente: o comunque questi mi danno i soldi o il prodotto, tu non torni più in Italia.
A questo te lo dice subito. Me lo dice proprio in faccia, me lo dice proprio senza problemi. Al che puoi immaginare il mio stato d'animo. Anche perché, ripeto, parliamo di uno stato Qualcuno lo in chiamerebbe stato Africa. canaglia, diciamo. Vabbè. Quindi lì sono parecchio spaventato. Passano altri 5-6 giorni, io rimango La nell'appartamento. Vigilar non ti dice niente La di più. vigile continua sempre a Castro dire cosa ti dice? Niente, che è tutto a posto, che si incontreranno questo che indiano la cosa si e risolverà. ma si devono incontrare in Arabia Saudita o comunque in un paese tipo Emirati, così adesso non ricordo bene, e che quindi metteranno a posto tutto. E da lì, dopo 5-6 giorni, bussano alla porta dell'appartamento e si presentano 3 individui in cui io apro e si dichiarano di essere poliziotti, entrano dentro e mi dicono: "Prendi tutta la tua roba e adesso vieni con noi". Mi sequestrano il telefono, il computer. Come ho detto, fortunatamente il tablet che era rimasto nello zaino non lo controllano, lo zaino, quindi rimane lì e mi portano via senza dirmi niente, intimando al custode di non dire niente a nessuno che mi stavano portando via. Quindi lì inizio a spaventarmi Certo. seriamente. Salgo in macchina con loro, mi portano davanti a quella che era la sede della polizia, ma uno di loro entra col mio computer e il mio telefono, mentre a me mi caricano in un'altra macchina con altre persone e mi portano in un luogo desolato, in una casetta in mezzo al deserto. E da lì inizia il calvario per 2 Che anni. posto è quello? Era Una sorta di carcere? No, dopo alcuni giorni vengo trasferito in quella che era la caserma dell'antiterrorismo, in condizioni veramente fatiscenti, allucinante per allora, gli tu soffri standard. anche di una patologia, il diabete, Sì, no? diabete. E quindi diciamo avevi anche bisogno di cure e dovevi anche avere un certo Sì, tipo di prendo la regime alimentare. metformina, una pastiglia così, quindi sì, comunque ho un regime alimentare da seguire e lì non era certo il posto dove potevo Certo. seguire, perché mangiavo sempre riso, ogni tanto con un po' di Quindi pesce. da quel momento lì, in pratica dopo 2 settimane, tu sei a tutti gli effetti prigioniero. Sì, nessuno mi dice niente, io continuo a chiedere a Tu puoi destra. contattare la Vigilar, Non posso l'Italia o contattare nessuno, neanche la tua nessuno, famiglia? nessuno. Mentre ero in macchina e mi portavano via dall'appartamento ho chiesto di chiamare la società, ovviamente mi dissero no. Nel frattempo il mio telefono squillava ed era proprio Davide Castro che mi chiamava, ma ormai ero già in mano dei mauritani. E quindi non hai più potuto Non parlare ho con potuto più nessuno. contattare nessuno. La prima persona che contatto è dopo 1 mese o 2, che è una persona che arrivò dall'ambasciata del Marocco italiana. Sì, Funzionario un dell'ambasciata. funzionario dell'ambasciata italiana dal Marocco. E lì è la prima persona con cui parlo. E comunque stiamo già parlando di un paio di mesi di prigione. Sì, sì, Diciamo. dopo. Ma nel momento in cui tu vieni portato in questa casupola e poi alla caserma dell'antiterrorismo, cosa pensi? Cosa ti immagini? Penso che i miei giorni Sono sono finiti. finiti, perché quando ti trovi in una situazione del genere dove ti dicono che Ma a te c'è ti una. fanno delle accuse precise in quel momento? Dopo sì, In quel momento no però. per Quindi tu dici: alcuni "Qua sono spacciato, io fine". sì, lì quando nessuno mi dice niente, mi spostano da un posto all'altro, e nessuno ti dice niente, io penso veramente che farò una brutta fine. Fortunatamente non l'ho fatta, perché poi ho sempre detto
gli ostaggi valgono da vivi e non da morti. Quella è stata la mia fortuna. Questo l'hai pensato, diciamo... Dopo, cioè alla fine, ho detto, la mia fortuna è stata solo che un ostaggio vale da vivo e non da morto. Sì. Ma tu in quel momento hai la consapevolezza di essere un ostaggio e una pedina di scambio per qualcosa? O inizialmente c'è solo il terrore? No, quando questo Ahmed venne all'appartamento, lì capii che ero stato usato per far rientrare l'altro italiano, che ormai le cose lì, infatti lo scrissi alla mia compagna dell'epoca, non hai ancora capito cosa sono venuto a fare. Praticamente prendere il posto a di prendere il posto di diciamo. quello lì, perché infatti erano da più di un anno che qualcuno rimaneva lì, o dipendenti della Wolf Intelligence o, come nell'ultimo Come caso, garanzia garanzia dell'affare. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale. Quindi vi ricordo, se volete prenotarlo, chiamate 030 68 40 408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro Gastro Free. È l'altra parte della nostra linea di integratori. Gastro Free è per coloro che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici: ma com'è possibile? E non ho mangiato niente, sono gonfio. Ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti. E poi, no, quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatemi. Voi dovete provare il nostro Gastro Free, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccardia. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni, vi sistema. Allora, il prezzo è questo: 3 flaconi di Gastro Free, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto. Scadenza, adesso vado un po' a naso, un paio d'anni. Provate la natura, Gastro Free, ne sentirete parlare. L'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io. 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso, Gastro Free, 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quindi alla fine... Quindi diciamo volgarmente, non so se la dico giusta, quando la società che ti manda lì capisce che l'affare non si fa più e che le acque si fanno molto complesse, sceglie te e fa venire via quell'altro. In parole povere, sì. Diciamo, lascia il cerino, diciamo, quando è alla fine nelle tue mani. Adesso che Raitano fosse consapevole o meno di cosa fosse lì, lo sa lui. Sicuramente, secondo me, un po' di puzza di bruciato l'aveva iniziato a sentire. Chi mi ha mandato sicuramente sapeva che c'erano dei problemi. Quindi... Ecco. Da lì, nel momento in cui ti spostano nella caserma dell'antiterrorismo, dopo qualche giorno, nella casupola, inizia un periodo lunghissimo. Inizia un lungo periodo di... In tutto saranno 21 mesi. 21 mesi, sì. Però con tappe diverse. Allora, quando il funzionario dal Marocco arriva dell'ambasciata italiana, cosa ti dice? Cerco di spiegare io la situazione a lui, spiegandogli che appunto mi trovo in una situazione dove io non... tu gli racconti questa storia. Sì, assolutamente. E lui cosa ti dice? Che cercheranno di capire cosa è successo, che ci vorrà tempo
perché la cosa, da come gliel'ho messa giù, non sembra proprio delle più facili, Semplici. semplici. E da lì dopo passerà almeno altri 2 mesi prima che venga giù l'ambasciatore dell'ambasciata italiana del Marocco. Però lì comunque capisco che la situazione è veramente complicata, intricata. Solo per sentire la mia famiglia, la mia compagna, riesco a sentirli dopo diversi mesi. Nel frattempo tua mamma, tuo papà, la tua compagna Non non sanno sanno più nulla, niente di te. assolutamente, è come se fossi sparito Inghiottito da un buco nero. inghiottito nella sabbia del Sahara. Nessuno sa più niente. Solo dopo che il funzionario dell'ambasciata venne, avvisò la mia famiglia, la mia compagna, che comunque ero vivo, ma che ero trattenuto dalle autorità, che fino ad allora non muovono nessuna accusa formale. Sì. Ma poi quando è che viene fuori un'accusa? Viene Dopo quanti mesi di prigione? Parecchi mesi, perché lì capiscono praticamente il governo mauritano aspettava che il mio governo, il governo italiano, facesse qualcosa, ma il governo italiano tramite l'ambasciata italiana Anche al perché, Marocco, diciamo un'altra cosa, correggimi laddove io sbagli. Affari di questo genere, software, sicurezza, spia, eccetera, eccetera, non si commerciano senza avalli governativi. assolutamente. Quindi diciamo che questa società che ti manda lì ha comunque, diciamo così, a che fare con il governo italiano, con le entità governative italiane, con i servizi italiani. Ci sono anche mail, le famose mail di Wikileaks fra Hacking Team e il governo anche mauritano, o fra Hacking Team generali dei servizi segreti. Nessuno vai a fare affari di questo nessuno tipo. si muove Se il tuo senza paese, in questo caso l'Italia, non lo sa. senza l'avallo. Anche sono famosi gli esempi di un'altra società che si chiamava Aria, che vendeva software al governo siriano. Comunque lo fanno con il placet dei servizi. Però nel mio caso il governo continua a mandare rappresentanti della Farnesina per 2 anni o dell'ambasciata, dicendo che il governo non può fare niente, che non sa niente, che è una cosa che riguarda una società privata italiana e il governo mauritano, e che quindi io devo aspettare i tempi dalla giustizia mauritana. Nel frattempo tu deperisci fisicamente, perché a furia di mangiare riso con la tua patologia perdi quasi 35 kg. Sui 30 kg in 6 mesi. Quindi cominci ad aver paura anche per la salute, ovviamente. Sì, anche perché le condizioni igieniche dove stavo erano veramente, a dir poco, pietose, tra scarafaggi e topi e veramente condizioni spaventose. E in quelle condizioni per quanto rimani in quello schifo? Più di 1 anno, finché poi vengo trasferito nella nuova caserma, dove la situazione è un attimino migliore di molto. Però passa 1 anno. Sì. Nel frattempo tu riesci ad avere qualche contatto con i tuoi familiari, con la tua compagna? Sì, dopo quanto tempo? 6-7 mesi. 6-7 mesi inizio ad avere dei contatti telefonici, poi verranno anche a trovarmi giù, perché appunto tutta la vicenda dura quasi 2 anni. Sì. C'è da dire che il governo mauritano comunque capisce da subito che io non c'entro niente. Infatti ricevono trattamento. Fa presto a capirlo. Sì, diciamo. una volta letti i messaggi nel telefono. Ma a te quando è che ti arrivano delle accuse precise? Un capo di imputazione, qualcosa che giustifichi il tuo arresto? Perché poi tu avrai anche un avvocato, no? Alla fine sarò costretto a prendere un avvocato, sì, perché
che costerà non poco. tra Non l'altro, in poco, tutto, la mia ovviamente. famiglia spenderà diverse... Una famiglia normale di lavoratori normali, non una famiglia di persone Sì. ricche, diciamo, una famiglia che ha dovuto fare sacrifici. parecchie difficoltà economiche. Le prime accuse formali mi sembra di bene o male dopo 6-7 mesi, perché i mauritani capiscono che il governo italiano non... Però diciamo accuse formali che loro stessi sanno che non stanno in piedi nei tuoi confronti. Sì, però fanno in modo che io appunto riceva Un'assistenza legale. per far capire in Italia che guardate che se non fate qualcosa questo va a processo. Certo. Per istituzionalizzare in sì, qualche modo la sì, cosa. per far cercare di muovere le acque, perché ripeto, il governo italiano per conto di chi veniva giù continuava a dire che non potevano fare niente. Sì. Lo ripetevano anche la mia famiglia, la mia compagna, che invece il governo mauritano aspettava che qualcuno facesse qualcosa per sistemare quello che era stato il Tutti casino quei mesi lì. infiniti, come passano? Cosa fai? Come fai a stare in piedi? Io poi ci conosceremo, sì, poi, ma questo viene dopo. sì, Ma nel frattempo tu come fai a stare in piedi? le giornate sono difficili da passare, infatti lì il problema è stato il vivere tutti i giorni non sapendo, innanzitutto lo stress fortissimo, perché non sapendo come finirà la cosa, se non avendo niente con cui sfogarmi, niente, chiuso in una stanza tutto Avevi il giorno a qualcosa da guardare il leggere, no? soffitto. Dopo un anno riuscirò a ricevere dei pacchi dalla mia Anche di compagna, cibo, tra l'altro. sì, anche di cibo, libri, però per un Per un anno anno tu vai a riso e isolamento completo. sì, cioè vuol dire, rimango con le guardie, ma le guardie Poi c'è un parlano... episodio che mi ricordo, che la prima volta che tua mamma riesce a raggiungerti, tua mamma Doina, che Sì, ha fatto di tutto e di più insieme a tuo assolutamente. papà con meno, diciamo, risalto pubblico, ma i tuoi genitori hanno Sì, fatto di tutto. assolutamente. E tua mamma ha preso a un certo punto anche un ruolo pubblico, perché lo ricordiamo, ha fatto una marcia Sì. nella parte finale di questa Sì. vicenda, ha fatto una marcia a piedi verso Roma per cercare di scuotere le istituzioni, Purtroppo di svegliarle. sì, è stato consigliato dopo diverso tempo di rivolgersi ai giornalisti, ai giornali, alla TV, perché sennò non si sarebbe mosso Ecco, niente. questo diciamolo, no? Te lo consigliano loro. Sì, lo consigliano anche le forze dell'ordine qua, perché la cosa è evidente ormai dopo diverso tempo che nessuno vuole fare niente. Quindi il governo non si muove, Assolutamente. nessuno vuole fare niente e le stesse forze poi parliamo dei ROS, credo, sì, in primo luogo, sì. ma comunque anche i mauritani da una parte Sì, e le anche i forze mauritani... dell'ordine nostre che dicono insomma qua conviene rendere pubblica la vicenda, Sì. far parlare i giornali. Io non avrei voluto, ma... E lì entriamo in gioco anche noi e altri colleghi. Sì, pochi, per dire. Sì, Poi quelli che se ne sono occupati del caso, è onore a quei pochi come te o Alberizzi, Fovanna, sì. Tanti altri, quando iniziavano a sapere chi c'era dietro, via, si scappa. si giravano dall'altra parte. Però insomma è interessante questa cosa, che ti viene detto dagli stessi inquirenti italiani e dalle autorità di là, Sì. insomma qua conviene rendere pubblica la Ma vicenda. anche perché a un certo punto poi un giornalista di una rete televisiva confidò a mia madre che comunque questo giornalista aveva dei contatti nei servizi italiani e gli confermarono che di mezzo c'erano loro in quell'affare lì. Quindi Loro chi? i servizi. Certo. Poi, come sappiamo, il mondo dei servizi è un mondo a 200 teste, Certo, quello che fa uno non sa. certo. Quindi poi, niente, da lì poi tornando diciamo, sì, no, stavi dicendo, prego. Tornando alle prime accuse, verrò accusato di truffa ai danni dello Stato, mauritano, riciclaggio di denaro e qualcos'altro. Non ci credevano neanche loro. Sì,
Però era un formalizzare le accuse. Sì. Per legittimare una situazione Legittimare, e sì. per cercare di tenere, perché poi loro volevano la controparte, Sì. che la controparte parlasse, che il governo italiano facesse qualcosa. Anche mio fratello quando venne giù, che parlò con un ministro, lo disse chiaramente: tuo fratello non torna a casa finché qualcuno non ci ripaga del danno che abbiamo ricevuto. Cioè, Mauritani, pur sapendo che io ero innocente, non Certo. gli poteva anche dispiacere, ma tu non vai a casa finché qualcuno non ci ripaga. Diciamo, hanno usato te come anche pedina perché eri stato lasciato lì dalla ovviamente società. erano anche 2 volte incazzati, perché uno, si trovavano una persona, il sottoscritto, che non c'entrava niente, più avevano perso l'affare, e quindi erano doppiamente incazzati. Però Allora, la vicenda a un certo punto diventa pubblica. Sì. Com'è che inizia a essere resa pubblica in Italia la storia? Ma lì a un certo punto mi ricordo che mio fratello mi avvisò: guarda che dobbiamo rendere la cosa pubblica sui giornali, perché sennò Non ce la caviamo. non ce la caviamo più. Adesso Io comincio a leggere qualche notizia Sì. e comincio a occuparmi anch'io di questa storia. Assolutamente. No? E conosco la tua mamma, conosco i tuoi, conosco la tua compagna. Ci diamo da fare tutti quanti per cercare di fare qualcosa, intanto raccontiamo periodicamente, teniamo un punto fisso, fino a che a un certo punto io scopro che io posso addirittura sentirti, Sì. perché ti mettono in mano un telefono Sì. con il quale tu puoi tranquillamente essere chiamato. Sì. Noi facciamo delle dirette radiofoniche con te. Assolutamente, no? Sì. Questa la dice lunga sul fatto di quanto i mauritani sapessero, certo, che comunque non... Cioè tu non eri per loro un pericoloso terrorista, tu eri uno che era capitato lì. Ero quello che era rimasto col cerino in mano. E loro lo sanno, addirittura ti lasciano il telefono in mano, sì, per parlare con me. Non aveva un telefono GSM senza internet, ovviamente, perché non potevo, in modo da non poter... Potevo solo contattare e ricevere telefonate dai parenti o appunto da qualche giornalista, a parte come si fece con te, ben qualcun altro giornalista, ma pochi, come si è detto. Quindi passano anche lì mesi, fino a che tua mamma decide di fare questa marcia, sì, per rendere pubblica la questione, anche se ha male alle ginocchia e ha difficoltà fisiche, si mette in cammino verso Roma. Quanti mesi sono passati in quel momento? Lì praticamente 20 mesi. Stiamo arrivando ai quasi 2 anni. E nel frattempo, da quando la cosa è stata resa pubblica, da quando noi ci sentiamo in radio e ci sentiamo periodicamente, perché io dico abbiamo un appuntamento fisso, no? Finché Christian non torna a casa noi ci sentiamo. Infatti probabilmente sicuramente a qualcuno dava fastidio. A qualcuno nel governo, sicuramente. Non lo so, ma noi abbiamo preso, io in particolare ho preso questo impegno, no? Finché Christian non torna a casa non ci sentiamo tutti i giorni, forse non tutti i giorni, ma 2 volte alla settimana, 2 o 3 volte alla settimana. Assolutamente. Succede qualcosa nel frattempo? Qualcuno scrive sul giorno, qualcuno se ne occupa. Sicuramente inizia a dare un po' di fastidio la cosa, però il governo continua a fare finta di niente, cioè a non volersi muovere. E infatti poi a un certo punto il governo mauritano alza il tiro con le accuse, perché io andrò poi davanti a un giudice per 2 volte, la seconda appunto con l'avvocato, dove le accuse diventano attentato alla sicurezza nazionale, accusa per cui c'è la pena di morte lì. E allora lì a un certo punto sicuramente lì capiscono che forse è ora di muoversi, un po' anche perché il discorso trattato, quello delle cyber armi, è una cosa molto scomoda per il governo, per tutti i governi, che sia o meno consapevole o meno di dove vanno a finire questi prodotti. Certo. Una cosa, i giornalisti ne iniziano a parlare un po' di più e quindi si decidono a fare qualcosa. Quando è che si muove qualcosa effettivamente? Iniziano ad avere alcuni scambi tra il governo e qualche ministro mauritano, anche a Roma, incontri così, per quello che mi
venne detto alla mia famiglia. Siamo già nel 17, Sì, sì. nei primi mesi del Poi, a un 2017. certo punto mi viene detto che una delegazione italiana guidata dall'allora onorevole Amendola, sottosegretario sottosegretario. agli Ministro degli esteri, esteri era Alfano, no? era In Alfano, quell'epoca. sì, Ed eravamo nel governo Renzi. sì. Mi dissero che sarebbe venuta giù questa delegazione per discutere gli affari loro, però in cui avrebbero parlato anche della mia situazione. Quindi non mi aspettavo niente, assolutamente niente di che. Rimane il fatto che, sapendo questa cosa, io una settimana prima che venissero giù decido di fare lo sciopero della fame. Lo rendo pubblico, lo dico al comandante della caserma, lo dico ai mauritani, lo dico a tutti. Loro mi chiedono, i mauritani, di non farlo, anche se di far finta, gli dico no, assolutamente, sono diabetico, comunque se ne succede qualcosa ne pagherete le conseguenze voi e il governo italiano non ha fatto niente, perché gli ho detto dopo 21 mesi sono stufo di pulire lo sporco che ha fatto qualcun altro, quindi adesso ho sistemato la situazione, al che infatti avevo già perso 30 kg e penso che i mauritani là hanno iniziato a spaventarsi, perché chi mi curava lo vedeva che non mangiavo e quindi hanno temuto. Eri determinato in quel momento. Assolutamente sì, dopo Ho 21 detto mesi, basta. dopo 2 anni, ho detto basta. No, stavo dicendo prima che eri talmente, diciamo, deperito che la tua mamma la prima volta che ti viene a vedere Sì, non non ti mi riconosce, riconosce. che è una cosa che Sì, la dice tutta. perché non capelli Non ti lunghi, riconosce fisicamente, guarda che barba, tua madre per non smagrito. riconoscere più una madre che ti ama come tua madre. Sì, Come qualsiasi madre, ma tua madre ha fatto di assolutamente. tutto e di più per cercare di risolvere questo problema, e non riconoscerti vuol dire che proprio Sì, all'ultima spiaggia. non ero messo benissimo. E quindi appunto dopo 2 anni, vedendomi non mangiare, hanno temuto che, insomma, hanno capito che io comunque Eri determinato. non scherzavo più. Succede che mi viene a trovare l'onorevole Amendola, anzi sì, parliamo, lui non si sbilancia, mi dice solo che parleranno Insomma, in tu questi naturalmente giorni. a questi qua, Amendola compreso, al governo italiano in tutti i modi avevi già fatto sapere come erano andate le cose. Cioè, la Sì, storia ormai loro dopo 2 anni lo sapevano sapevano benissimo tutto, tanto è non che c'era bisogno di raccontargliela ancora. il secondo giorno venne Amendola con l'ambasciatore italiano del Marocco e altre figure del governo, che gli dissi: signori, qua lo sapete bene chi ha fatto cosa, quindi basta fingere. Ovviamente il governo non è che i rappresentanti del governo mi potevano dire sì, sappiamo che c'è di mezzo anche magari qualcuno dei nostri servizi, ovviamente, però cioè, signori, basta. Cioè, e da lì improvvisamente, poi lì arriviamo al 12 di maggio, arriva l'onorevole Amendola nella stanza dove ero trattenuto, in quella caserma lì, e mi dice... Sempre nello stesso posto, diciamo, tu eri lì. Sì, la caserma, quella nuova. Sì. Quella migliore, diciamo. Quella migliore. Ora un anno ti sei fatto lì. Sì. Arriva mi dice tutto di fretta, mi dice prendi tutta la tua roba che andiamo via. Quindi hai capito che te ne vai. Sì, rimasto sorpreso, non me lo faccio dire 2 volte, accolgo. Tanto è vero che è successo talmente così in fretta che neanche il mio passaporto avevano. Ricordo che Amendola provò a chiamare qualcuno per riavere indietro il mio passaporto, ma non facciamo in tempo, fece capire andiamo prima che cambiano idea. E quindi mi trovai questo convoglio di auto che mi aspettavano e da lì sì, andammo all'aeroporto con un volo di Stato, mi riportarono in Italia. Arrivi a Roma. Arrivo a Roma, sì. Da lì tanti saluti e arrivederci. Ecco, in che senso? Nel senso che... Allora, nessuno ti spiega niente.
Nessuno ti dice niente, nessuno No. ti risarcisce niente. Ma assolutamente no. Sicuramente tu cercherai di fare qualche Sì, iniziativa andrò, per avere giustizia. assolutamente sì. A oggi che è il 2025, pochi mesi fa ho ricevuto l'ultimo giudizio dalla Cassazione, dove praticamente in tutti i giudizi il giudice se ne è lavato le mani, non è voluto entrare nella questione Quindi nello diciamo, specifico. per 21 mesi di prigionia nessuno ti ha dato un euro. Assolutamente no, anzi, Né la società che ti ha mandato là, né lo Stato italiano che comunque aveva a che fare con questa storia, perché questo è fuori di dubbio. sì, Niente. possono dire tutto quello che vogliono, ma alla fine lo Stato è Ma diviso in durante il diversi. volo di ritorno, per esempio, no? Il sottosegretario Amendola, chiunque altro, eccetera, ti dicono qualcosa, ti spiegano cosa è successo, non ti dicono niente. No, assolutamente, dicono solo che hanno firmato dei contratti, degli accordi di collaborazione, È sbloccata la così, e situazione. quindi si è sbloccata la cosa, che non hanno pagato niente per Nessun riscatto. il mio rilascio, che il presidente mi ha dato l'amnistia, anche se c'è da capire come fai a dare l'amnistia se uno non è stato Neanche condannato e non ha fatto neanche un processo. Quindi sono stato graziato all'origine, diciamo all'origine, sì, Però spiegazioni tu non ne hai. ma assolutamente E la no. Vigilar che ti ha mandato lì? Con la Vigile non ho Ti più dice avuto rapporti, loro non si sono fatti più sentire. Come ho detto, sono andato in tribunale per vie legali, chiedere un risarcimento. Ma come hanno ragionato i giudici? I giudici hanno... Perché tu naturalmente dici, guardate, anche se c'erano... la storia è questa e questa, sì, è sviluppata così, e loro come ragionano? Il problema era che il contratto che avevo io di lavoro, che era un contratto part-time di collaborazione, così non era possibile da lì arrivare a dire che era stata la Vigilar a mandarmi giù, anche se poi c'erano le mail. C'era la mail, c'erano diversi domini, c'era email di Vigilar, vari scambi di email fra l'Indiano e la Vigilar. Diretti con col tuo referente, no? Sì, sì, soldi che passarono da Vigilar per pagare l'altro italiano. I carabinieri del lavoro anche hanno fatto un grandissimo lavoro, tant'è vero che anche poi quelli del Ross, quando andarono in sede della Vigilar, trovarono i server dei computer bruciati. Ora c'è da chiedersi perché dovevano bruciarli, visto che loro non c'entravano niente con la vicenda. Però questo è, anche se hanno fatto, ripeto, un grandissimo lavoro sia i carabinieri del Ross che i carabinieri del lavoro. I giudici non hanno mai voluto entrare nella faccenda come si deve. Quindi si sono trincerati, diciamo, dietro a questioni contrattuali. Sì, che loro comunque dicevano che la Vigilar non c'entrava, che era stata la V-Mind, la società aperta tedesca. No, la V-Mind, quella spagnola, la branca spagnola. Della stessa Vigilar. Sì. La V stava per Vigilar. Quella società che nasce e scompare. Scompare immediatamente dopo il mio fermo in Mauritania. Quindi diciamo, a tutti gli effetti tu oggi non hai avuto giustizia, perché assolutamente non hai avuto neanche un risarcimento. Oltre il danno, come si dice, oltre il danno alla beffa, anche perché quella situazione lì mi è costata anche parecchi problemi poi per cercare lavoro. Certo. In ambito affettivo, perché poi anche con la mia compagna le cose andate male, finiscono. Quindi, ripeto, oltre il danno alla beffa. E comunque chi mi ha mandato lì è ancora lì che lavora, fa il suo. Presumibilmente cioè, con gli stessi ambienti di prima. Sì, diciamo. sì, nessuno ha ha pagato niente. Sono rimasto un danno collaterale di questi affari. Perché non solo tu non sei stato risarcito, ma la tua famiglia ha speso, avete speso una quantità di soldi enorme. Parecchie migliaia di euro tra avvocati, certo. soprattutto il sostentamento.
Assistenza legale. L'assistenza legale, i pacchi che mi mandavano per avere il cibo diverso dal riso, tutto quanto, diverse migliaia di euro. E diciamo, io mi ricordo anche una cosa che mi colpì all'epoca, quando seppi del tuo ritorno. I tuoi familiari non furono neanche quasi avvisati, non dico che non furono Sì, avvisati, sì, ma sì. si aspettavano che tu tornassi a Milano a Malpensa, sei stato scaricato a Roma. Sì, assolutamente, infatti sì. Quasi come se tutto dovesse avvenire nel silenzio, senza Sì, troppo sì, sì. clamore. Infatti Anche i mezzi di informazione non è che diedero questa gran notizia, e si assolutamente. occuparono dopo di questa vicenda, ma tutto Assolutamente. fu lasciato nell'oblio. Sì, sì, sì. Infatti appena arrivai, Io trovai una cosa, posso dirlo, schifosa, come furono sì, trattati i tuoi genitori. anche perché si supponeva che dovessero portarmi a Milano, dove vivevo, invece decisero all'improvviso Roma. di lasciarmi a Roma. Ma quindi quando tu hai messo piede in Italia, a Roma, saluti e baci, non si è visto più nessuno? Sì, loro avevano paura di trovare i giornalisti, infatti atterrammo poi nell'aeroporto militare, dove infatti non facevano arrivare i giornalisti e quant'altro. E lì con un funzionario del governo aspettai l'arrivo da Milano della mia compagna di allora e dei miei genitori, e tanti saluti e arrivederci. Naturalmente loro anche lì pagano il biglietto a loro spese, Sì, assolutamente. Quindi questo è il modo in cui si rilascia un cittadino italiano dopo quasi 2 anni di prigionia per un affare nel quale il governo è dentro fino al collo. Assolutamente sì. Cioè, si scaricano come un pacco a Roma, in un altro dicono, paese, fatevi il biglietto e andatelo a prendere questo pacco. un altro paese che si definisce avrebbe cercato di sistemare la cosa in un'altra maniera, perché io capisco che per interessi nazionali i cittadini si possono sacrificare, lo fanno tutti, anche i governi occidentali, non è che si cade dalle nuvole. Certo, poi nel tuo mestiere, insomma, è pane quotidiano magari vedere. Quindi uno capisce anche, poi, però c'è modo e modo. Però c'è modo e modo, appunto. Allora, va bene le ragioni di Stato, va bene che noi facciamo affari, va bene che devono essere coperti, devono essere segreti, dobbiamo fare cose magari che non si devono sapere, però insomma a te ti rispetto e ti anche perché il discorso è che fossi andato di mia spontanea volontà, sapendo la situazione, avrei accettato. Se è andato, uno dice, sei tu che sei voluto andare lì, sapendo la situazione è un conto, e mai neanche mi sarei permesso o la mia famiglia di andare dai giornalisti a chiedere aiuto. Ma siccome tu di santi loschi in paradiso non ce ne hai, ti sei dovuto arrangiare, perché sei un cittadino qualunque, privo di rapporti di protezione. Io mi ricordo anche una cosa che mi colpì, in effetti, il mortale, schifoso silenzio della politica tutta. Perché tu fai il giro di tutti i partiti e nessuno si è battuto per questa vicenda. Tranne pochi parlamentari, ma proprio pochi, singoli. Qualcuno singoli, qualcuno del Movimento 5 Stelle, comunque, ma pochi, ma a livello di partito nessuno ha mai voluto intromettersi in una cosa che dava molto fastidio, perché quel campo lì è una cosa molto... Tu cosa hai imparato da tutta questa vicenda? Cosa ti porti dietro di questa storia? Se dovessi fare il distillato, proprio il succo di questa storia. Di non fidarmi più di nessuno, quello l'ho imparato, anche se le cose sembrano in una certa maniera controllare sempre, perché la tua vita può cambiare in un attimo, e l'ho imparato appunto su... Quanto tempo ci hai messo per recuperare una normalità, fra virgolette? Parecchio, perché... Ripeto, poi... Cioè io voglio dire a chi ci sta seguendo, chi ci vede, ci ascolta, immaginatevi quasi 2 anni in quelle condizioni. Non è stato facile assolutamente, anche se, grazie a Dio, non sono mai stato... io non ho mai subito violenze fisiche, mai stato... Ma anche perché fortunatamente quelli là hanno capito velocemente. Però stare chiuso per 2 anni in una stanza a guardare il soffitto non è facile, e comunque
lo stress derivato dal fatto di stare lì per quasi 2 anni, dove ti raccontano sempre che nessuno sa. Ma te lo porti ancora dietro? Il disagio. Ci fai pace, cioè lo metti dietro e vai avanti. Cerco di non guardare mai indietro. Certo, è stata una pagina brutta anche per le istituzioni italiane, perché il modo in cui ti hanno trattato alla fine, lo dicevamo prima, è eloquente. È stata una pagina brutta anche per tanta parte di giornalismo, diciamolo, che ha voltato la testa dall'altra parte e ha fatto finta di niente. Poi certo arrivi a un muro, le cose. Infatti, ripeto, sarò sempre grato a giornalisti, ma che si possono chiamare giornalisti come te, Giulio, come Alberizzi, Fovanna e pochi altri. E adesso com'è? Come stai? Come va il lavoro? Che prospettive ci sono? Va bene, lavoro all'estero, però con società estere, con gli italiani non no, con il governo italiano, con le società italiane è meglio aver poco assolutamente. Andiamo avanti. Cristian, io ti ringrazio perché sono passati già 10 anni, abbiamo ricordato che sono passati 10 anni da quel 2015, tra poco sarebbe iniziata questa vicenda esattamente 10 anni fa. E io porterò per sempre, diciamo, con me questa vicenda e il rapporto con te. Io sono contento che è nata un'amicizia. Perché sei una persona comune, semplice, come noi, come tanti di noi, che non ha avuto protezioni particolari, che se l'è cavata per fortuna, e come sempre ricorderò quello che hanno fatto i tuoi genitori. Assolutamente. E poi magari parleremo un giorno di nuovo anche con tua mamma, perché ha fatto di tutto e di più. Assolutamente, sarò sempre grato alla mia famiglia e grazie anche a te, veramente di cuore di nuovo. Intanto grazie Cristian, in bocca al lupo. Grazie Giulio, grazie. Avete ascoltato